di prove e ne hanno andata a giri, perché poi diciamo fuori che probabilmente non era solo, era anche altri. E Olivera, no? Tra amici e conoscenti è più di un'ipotesi quella che nella mattanza di Adriano Armelin ci siano uno o più complici, qualcuno che a vario titolo possa aver aiutato Mohamed Boumaran, il 36enne marocchino attualmente in carcere per tentata rapina e omicidio preterintenzionale. Se gli inquirenti, sulla base degli elementi finora raccolti anche dai RIS, negano il coinvolgimento di terzi, almeno sulla scena del crimine in via Schirati, altrettanto non si può dire di eventuali suggeritori o aiutanti esterni. Lo stesso Boumaran al PM ha raccontato di essersi allontanato dalla casa dell'anziano dopo l'alterco e dopo averlo legato per poi ritornare in un secondo momento al fine di sincerarsi delle sue condizioni. Cos'è successo in quel lasso di tempo? Qualche persona vicino a Boumaran potrebbe avergli suggerito di verificare di persona quanto successo, ma soprattutto perché il 36enne ha trovato il tempo e la lucidità di cambiarsi le scarpe, un particolare che per molti non è un dettaglio, anche perché il marocchino era pesantemente alterato dal rum. Quesiti aperti sui quali si concentra l'attività di polizia giudiziaria, sentendo anche la cerchia di amici del 36enne con cui si frequentava il parco del centro Balbi. Ma un conto è l'indagine, un altro il sentimento della popolazione, con il comune che sta organizzando una grande fiaccolata in memoria di Armelin all'insegna della massima inclusione. Adesso ci troviamo in un periodo che è di Pasqua e di Ramadan da un altro punto di vista religioso, per cui lasceremo passare questo periodo in cui tutti devono comunque confrontarsi con la propria religione, col proprio tempo, il proprio pensiero. Questo significa che questa manifestazione sarà veramente inclusiva, ci saranno tutti, anche la comunità marocchina. La giustizia, l'onestà, la correttezza, l'appartenenza a una società è una cosa di tutti, di cui tutti devono sentirsi responsabili, per cui sì, dobbiamo esserci tutti, perché non deve essere una questione e non deve essere strumentalizzata questa questione come appartenenza di una forza politica o di una forza sociale o di una religione. Questi sono errori che ci portano semplicemente al delirio, che ci conducono alla divisione.